Allora, signori, abbiamo presentato poco fa Rodella Marino, attrice, cantautrice, applauso. Bene, eravamo curiosi di sentirla cantare, perché recitare l'abbiamo vista anche in televisione, l'abbiamo apprezzata in teatro, chi l'ha potuta vedere, l'ha apprezzata pure io, ho avuto modo di vedere, come dire, una sintesi in un video di quella che la sua attività, insomma, nel percorso che fino adesso ha condotto. E allora cosa l'ha spinta a salire sul palcoscenico, a cimentarsi con questi personaggi, uno diverso dall'altro, così impegnativi? Grazie, buonasera a tutti. Cosa mi ha spinta? Io sono nata da questa passione per la recitazione, sin da piccola sognavo di fare l'attrice, però lo sognavo perché nata da Cireale, una piccola città, quasi paese, magari quando io ero piccolina, non c'era questa possibilità, quindi pensare di fare l'attrice era solo un sogno, era impossibile, almeno nel mio pensiero. Oltretutto nessuno nella mia famiglia aveva calcato già questa strada, insomma poteva darmi, quindi pensavo a questa cosa come un sogno, una cosa così, però poi crescendo, iniziando prima con una scuola così per caso, un giorno passeggiavo in una strada e proprio nella mia città c'era un manifesto che parlava di una scuola teatrale e ho detto proviamo, vediamo un po' se questo fuoco che sento dentro di me corrisponde a verità, e così feci. Iniziai questo corso e più andavo avanti, più mi sentivo a mio agio, come se fosse proprio quella la strada che mi chiamava e mi diceva finalmente sei arrivata nel posto giusto, nel posto che volevi. Da lì poi feci il provino alla scuola dello Stabile di Catania, dove tutti mi dicevano ma è impossibile entrare, ai tempi poi era la scuola molto rigorosa, c'era Giuseppe Di Martino, ormai purtroppo scomparso, un grande regista italiano importantissimo, una persona anche molto rigorosa che mi ha insegnato tanto, e quindi tutti mi dicevano ma è difficile, sono centinaia di domande, però io sono stata sempre tenace, ho sempre creduto che se si vuole, se si ha l'amore per una cosa e si vuole fortemente, prima o poi si arriva. E quando parlo di arrivare non parlo del successo mediatico, dell'essere famosi. Arrivare per me non è quello della vita, ma è esaudire i propri desideri, i propri sogni, anche se poi ti conoscono 10 persone, non è importanza essere famosi. Grazie. E da lì appunto feci questo provino, anche se le speranze per gli altri dicevano è impossibile, non hai la raccomandazione, ma sono andate lì centinaia di persone. E fui scelta, sono entrata tra più o meno le 20 persone che poi siamo entrate, alla fine ci siamo diplomati solo in 9-10 e di questi 9-10 insomma devo dire che sono stata fortunata perché ho tanto lavorato, tantissimo, ho avuto l'onore veramente, un onore immenso, un altro sogno che accarezzava quello di lavorare appunto con Tuliferro, e io ho esaudito questo sogno. Un attore immenso, oltre che un uomo immenso anche dal punto di vista umano, sono stata molto legata a lui affettivamente, tuttora ne porto nel cuore, è un carissimo ricordo, mi ha insegnato tanto, e dopo di lui per me è stato molto difficile a livello sentimentale, perché la sua perdita per me è stato un grande dolore, però anche pensando al suo volere e al mio desiderio sono andata avanti con tanto amore, tanta tenacia, e devo dire che ho avuto altre grandi soddisfazioni, tante tournée, tanti bei ruoli. Poco fa appunto avete citato tante Iana nella Governante, Santuzza nella Cavalleria Rusticana, e poi negli ultimi tempi mi sto cimentando nella musica, nel senso che nel corso di questi anni ho anche scritto sia musica che parole con alcune canzoni, la maggior parte a proposito di dialetto siciliano, proprio in lingua siciliana. Una di queste, insomma, se siete curiosi potete sentirla su YouTube,
si intitola Ambroglio, l'imbroglio. E per le altre canzoni spero presto, sto lavorando a questo, di farne un CD e di pubblicarlo quanto prima. Bene, cosa ti ha spinto a creare questo sodalizio recentissimo come poeta Alessio Patti? Allora, è stato tutto per caso. Io devo dire, come forse tutti noi oggigiorno siamo diffidenti nel conoscere, cioè nel conoscere persone che non conosciamo, perché ormai con Facebook, con internet, io personalmente vengo bombardata da richieste d'amicizia, e ovviamente chissà, tra queste persone ci saranno tante belle persone, altre che magari non sai. Adesso, infatti, come si diceva poc'anzi, è molto apprezzato su Facebook, su internet come poeta, e quindi da lì, vedendo le sue poesie, sentendo le sue poesie, e lui, devo dire, anche lui mi ha dimostrato stima e quasi affetto, anche senza conoscermi. Probabilmente c'è una come si dice, affinità elettiva, ecco, citando un bellissimo libro di Goethe che lessi tanti anni fa, tutto in un fiato. E da questa cosa, a volte nella vita è bene fidarsi delle sensazioni, io mi fido molto delle sensazioni, solitamente quando ho una sensazione a prima vista, a primo contatto, è sempre quella giusta, e così è stato anche con Alessio. Quindi su una fiducia che era basata su non si sa che cosa, ho percepito che comunque era una brava persona, che per me è una cosa fondamentale. Prima di essere un grande artista, per me bisogna essere anche brave persone nel cuore, oneste, pulite, e oggi è molto difficile. Quindi mi ha dato questa sensazione che poi, conoscendolo, corrisponde alla verità. A questo si è aggiunta anche la sua artisticità, la sua sensibilità nelle sue poesie, nelle sue opere, e quindi da qui insomma è iniziato tutto. Bene, grazie, abbiamo concluso all'esecuzione, però come diceva lei, se cercate su YouTube, cercate su internet, trovate anche questa canzone Ambroglio, che è un po' triste, a dire il vero, un po' triste, io l'ho ascoltato. Sì, molto malinconica, però è una delle canzoni a cui tengo maggiormente delle mie, perché è nata in un pomeriggio, stranamente, se vi dico come, c'è impossibile, ero a un approfondimento di counseling, di psicologia, c'era un professore di psicologia che teneva questa conferenza. Sinceramente mi ha molto annoiato, in quanto mi dispiace, ma secondo me non era all'altezza per prendere la mia attenzione. Allora io ho cominciato a vagare dentro di me e ho cominciato a scrivere il testo di questa canzone. Da lì, dopo 3 ore, andata a casa, ho fatto la musica ed è nata questa canzone molto malinconica. Devo dire che quel giorno era molto molto triste. Però se stiamo attenti alle parole di questa canzone, penso che riguardano tutti noi. È anche vero che quello che dice la canzone è vero, riguarda tutti, però è anche vero che la vita è anche, non è solo imbroglio, è anche vero che nei momenti in cui si pensa alle cose brutte, si pensa di essere soli, si pensa però è anche quello che noi stiamo sentendo stasera, è anche questa comunità, è anche questa la stima, l'affetto, l'arte che per me è una è il mio senso della vita, è l'arte, la musica, la poesia, il teatro, il cinema, la pittura, è quello per cui maggiormente vivo. Insomma, l'evento dell'anima, grazie. No, abbiamo ascoltato con grande interesse.